Sono Loris Palmerini. È una cosa che voglio parlare del referendum sull'acqua, sul quesito numero 1, perché a mio avviso è una vera e propria truffa della vecchia partitocrazia parassitaria che cerca di derubare i comuni delle aziende sane. Allora vi faccio fare oggi un viaggio per andare a toccare con mano il quesito, le leggi, navigheremo sui siti, poi potrete approfondire con calma per chi ne avrà ancora la voglia. Io capisco che quello che dirò sarà scioccante per le migliaia di persone che hanno creduto in una battaglia di giustizia, ma la verità è che in realtà stanno facendo esattamente il contrario di quello che credono e vi dimostrerò che stanno mettendo le condizioni, se vincerà il sì, saranno proprio le multinazionali a guadagnarci. Ecco allora che cominciamo con il nostro viaggio. Intanto, come vedete qui alla vostra destra dello schermo c'è il sito del referendum dell'acqua e vedete, non farti portare via l'acqua, si fa credere che si voglia privatizzare l'acqua, questo è assolutamente non corrispondente al vero e lo vedremo poi anche nella legge che il referendum chiede di cancellare. Se andate poi a guardarvi il video, carino, la musica e tutto, vi fanno credere che c'è una grande cospirazione delle multinazionali, ma voi sapete che le multinazionali sono quelle che giocano alla cospirazione e vincono, e quindi è ben possibile che proprio questo referendum sia finanziato da loro e in effetti vedere che cosa dicono intanto sugli scopi che loro dicono di voler ottenere. Allora, noi vogliamo difendere, dice, l'acqua dagli speculatori, dal mercato, dagli interessi nei territori, in tutti i territori sono nati comitati locali. Sono proprio i territori che verranno derubati e praticamente noi diciamo vogliamo decidere, ai 3 referendum per la ripubblicizzazione dei servizi idrici. Vedete? Quello che si vuole fare in realtà è statalizzare, far diventare statali non l'acqua o i servizi o i tubi di distribuzione dell'acqua, ma in realtà le aziende efficienti che oggi stanno facendo un ottimo lavoro, specialmente al nord, che sono proprietà dei comuni. Quindi, come vedete, se vincerà questo sì, ve lo dicono gli stessi promotori, avremo che verranno derubati i comuni della proprietà delle aziende di distribuzione dell'acqua che oggi sono dei comuni, non sono private, e sono forti, sono aziende che le multinazionali non riescono a comprare. Adesso andremo a vedere esattamente il quesito, cercherò di portarvi via pochi minuti, però la questione è un po' tecnica e loro vi stanno incaramellando con la carta, con le leggi, e io vi mostro che cosa vi stanno dicendo di abrogare. Allora andiamo a vedere subito il quesito. Intanto è da notare che questo è un altro sito, Acqua Bene Comune. Intanto è da notare che gli estensori sono dei professori, ma sono della famosa università La Sapienza, dove certamente il baronaggio è all'ordine del giorno. Federico II speriamo che Napoli risorga, intanto però sappiamo. C'è soltanto l'Università di Torino, che è una regione ad alto contenuto assistenziale da quando la Fiat ha cominciato a decolonizzare, a delocalizzare, scusate. Ok, diamo un'occhiata al quesito. Il quesito dice: volete che sia abrogato l'articolo 23 bis della legge servizi pubblici locali di rilevanza economica? Vedete, viene chiesto di cancellare un solo articolo, però questo articolo è di 4 pagine, cioè sono 4 lunghe pagine, che poi è stato ratificato con una legge. Attenzione, la legge stessa vi dice che praticamente è stato con modificazioni modificato l'articolo 30, disposizioni per lo sviluppo e l'internalizzazione delle imprese nonché in materia di energia, e poi ancora disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi comunitari e per la sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea. Come vedete, in realtà quelle leggi parlano di obblighi che l'Europa ci impone, quindi in realtà quello di cui si sta parlando è di negare
delle leggi dell'Europa vuol dire che dopo una prima fase di nazionalizzazione l'Italia sarà di fronte alla scelta se rimettere tutto sul mercato oppure uscire dall'Europa. E il quesito in realtà, come adesso vi farò vedere, non tratta soltanto dell'acqua, ma di tutti i servizi pubblici locali. C'è anche scritto, in effetti, i servizi pubblici locali di rilevanza economica. Quindi stiamo parlando anche dei servizi di asporto spazzatura, stiamo parlando anche delle cooperative che in generale fanno dei servizi locali, per esempio di asilo, cioè tutte quelle aziende che hanno una certa rilevanza economica a livello locale e che fanno servizi pubblici, tutte quindi quelle funzioni che il Comune per qualche modo ha delegato, sono colpite dalla abrogazione se il referendum vincerà con il sì. Allora, vi dico subito, la questione non è semplice, perché si va a colpire in pratica tutta una serie di rapporti fra le regioni, i comuni, lo Stato e l'Europa. Tant'è che, vedete, nel quesito si fa riferimento alla sentenza numero 310 della Corte Costituzionale. Questa sentenza io l'ho guardata e ve la faccio vedere, come vedete la potete trovare sul sito della Corte Costituzionale stessa. È una sentenza dove già le regioni, soprattutto Emilia, Toscana, Liguria, Piemonte, anche Marche, ma anche la Campania e la Puglia, tutte gestioni di centrosinistra che molti politici parcheggiati dentro queste amministrazioni di servizi pubblici hanno fatto ricorso contro questa legge e sostanzialmente sono state anche tutte bocciate, cioè la Corte Costituzionale ha fatto una sentenza, guardate, ve la faccio solo scorrere, sono 100 pagine di discussioni giuridiche, quindi capite, io sto cercando di sintetizzare in 10 minuti quello che la Corte Costituzionale ha scritto in 100 pagine. Sarei bravo se riuscissi a farvi capire almeno la portata. Io scorro. Ha detto no, tu regione devi sottostare alle norme europee, ma ha detto anche il governo deve sottostare alle norme europee, perché nella legge, come era fatta, era previsto che il governo centrale potesse interferire con la regolamentazione dei servizi locali contro le regioni, e la Corte Costituzionale ha bocciato questo principio in rispetto della Carta sull'autogoverno degli enti locali e anche in base alla Costituzione. Ecco, vedete, sto ancora scorrendo la sentenza della Corte Costituzionale, quindi capite che dire l'acqua sì, no, è di fronte a una cosa del genere quantomeno una grossa semplificazione che nasconde un qualche cosa. Va bene, la Corte Costituzionale ha sì dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 23 bis, che è quello che che si chiede di abrogare con il referendum, ma soltanto il comma 10, che era quello che appunto diceva che il governo poteva interferire con le decisioni nazionali. In compenso la Corte Costituzionale ha cancellato anche alcune norme e ha cancellato l'articolo 1,1 della legge regionale campana, non ha ammesso praticamente quasi tutti i quesiti delle regioni. A dimostrazione di che cosa? Che si stanno cercando di mantenere degli enormi carrozzoni locali, perché attualmente questi enti che sono di proprietà dei comuni e delle regioni sono governati da politici trombati normalmente, da gente che viene parcheggiata in questi enti, però per le norme europee proprio alla fine dell'anno saranno costretti a mettere fuori dalla porta questi politici e come aziende che valgono decine o centinaia di milioni, che se vince il referendum finiranno prima nelle mani dello Stato e poi nelle mani delle multinazionali. Allora, la sentenza della Corte Costituzionale, vi ho detto, ha sostanzialmente confermato tutto l'impianto della legge, e quindi andiamo a vedere esattamente